Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie della nostra squadra del cuore. Forza Napoli sempre! La prima stagione al Napoli. Ho firmato un contratto triennale. L'obiettivo era costruire una base solida. Il primo obiettivo era tornare in Europa, anche se in Champions League. Poi, al terzo anno, prepararmi per competere e vincere. Abbiamo fatto quel passo con le circostanze e la forza di non vincere il campionato. Il fatto di aver vinto non ha cambiato quello che avevo in mente. L'incontro con ADL dopo lo scudetto. L'incontro con De Laurentiis. Credo che quello che è successo a gennaio sia un segreto di Pulcinella. Durante l'anno, alcune cose non mi hanno reso felice, come l'arrivo nell'ultima settimana di giocatori come Tominay, Neres, Gilmour e Lukaku. All'inizio non mi piacevano. Poi, a gennaio, sapete tutti benissimo cosa è successo. Penso di essere stato molto bravo a gestirla, senza cercare scuse né per i miei giocatori né per me stesso. Quando si firma, si hanno oneri e onori. Quando abbiamo parlato, hanno confermato gli errori commessi, ma il primo anno di matrimonio avrebbe potuto essere più turbolento. Quando ho avuto rassicurazioni da quel punto di vista, abbiamo continuato perché c'è uno scudetto da difendere e un lavoro da proteggere. Conte e le voci sulla Juve. Quello che mi dispiace è che, riguardo a un possibile divorzio tra me e il Napoli, a un mese dalla fine del campionato, abbiano iniziato a parlare di me alla Juventus. Non avevo un accordo con la Juve. A chiunque provasse ad avvicinarmi ho sempre detto: non parlerò con nessuno finché non avrò parlato con il presidente De Laurentiis. Per me la Juve è stata e sarà sempre la Juve, così come il Lecce. Nessuno potrà mai minare i miei sentimenti per la mia storia, per la città in cui sono cresciuto. Questo mi dà fastidio perché a volte molta gente gioca dietro al mio carattere, perché mi rendo conto che il mio nome è diverso. Anche quest'anno, alla presentazione a Napoli, in piazza, hanno iniziato a chiedermi di saltare, dicendo chi non salta è uno juventino. Li ho fermati e ho detto che non possono chiedermi di fare una cosa che non farò mai. Ma sarà così quando lascerò il Napoli. Ci vuole rispetto. L'importanza dell'istruzione. L'educazione che ricevi dalla tua famiglia lascia il segno su di te e sulla tua vita. Soprattutto chi è padre o madre dovrebbe sapere molto bene che abbiamo un compito, e quando abbiamo figli è quello di educarli, guidarli e fargli capire i valori. L'educazione familiare che ho ricevuto è stata molto severa, fin da bambino. Se volevo qualcosa, dovevo dargliela a qualsiasi costo. E questo è anche l'esempio che ho dato nel calcio. C'era un patto tra me e i miei genitori. Se volevo giocare, dovevo andare bene a scuola. Quindi, dovevo dare qualcosa per seguire la mia passione, che era anche quella di mio padre. Sacrifici per il calcio. La mia passione per il calcio mi porta sempre a superare le difficoltà. La prima cosa che chiederei a un allenatore che vuole iniziare questa professione, o anche a un giocatore, è: cosa sei disposto a perdere? Ho fatto il mio primo ritiro a 15 anni, è una scelta, perché sacrifichi l'estate, sacrifichi l'adolescenza, i rapporti con gli amici, la discoteca, finisci l'università e vai subito in ritiro, è una scelta. La vittoria a Napoli. Le sconfitte? Sono cicatrici profonde. Per questo a volte tiro fuori una cattiveria che può fare paura, spaventare. Cerco in ogni modo di vincere e festeggiare le vittorie, cosa che spesso non ho fatto in passato e di cui mi sono pentito. A Napoli mi piaceva perché si fatica per arrivare al traguardo e vincere. Una volta raggiunto il traguardo, bisogna goderselo, altrimenti non ha senso continuare il cammino e fare tutti questi sacrifici. L'inizio in panchina. Quando sono arrivato ad Arezzo non sono stato subito un allenatore. Ero uno che si credeva un allenatore, perché ero stato allenato da tutti i grandi allenatori di quell'epoca. A parte Capello, ero stato allenato da Lippi, Sacchi, Ancelotti, Fascetti, Mazzone. Sono arrivato ad Arezzo e pensavo di essere un allenatore per questo, ma non lo ero. Sono stato colpito in faccia da questa botta tremenda e ho capito che dovevo studiare. Quando ho detto che ho fatto 5 anni in un anno ad Arezzo, sono diventato allenatore lì. Ringrazio anche Dio per essere stato mandato via. Perché se non fossi stato mandato via e non avessi capito alcune dinamiche, e non avessi iniziato a studiare, forse sarei finito per essere Antonio Conte che si crede un allenatore, ma nella sua testa è ancora un giocatore.
Queste le sue agghiaccianti parole. Lasciatemi dire una cosa prima che scenda in campo. Kevin, grazie mille. Senza di te non sarebbe stato possibile fare quello che abbiamo fatto insieme a te e ai tuoi compagni. Sono sicuro che oggi faremo di tutto per rendere questa giornata speciale, per vincere ciò di cui abbiamo bisogno, la Champions League, NDR, e per competere nella competizione che ci appartiene. Che ne pensate, tifosi del Napoli? Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre!